Benvenuti a Dietro le Quinte Talk, giovani e professionisti per carpire i segreti del palcoscenico. Cos'è il processo creativo? Come si riduce un copione per il teatro? E ancora, come evitare il cliché in scena? A queste ed altre domande hanno risposto i protagonisti dei Promessi Sposi di Guardini, un incontro informale con il pubblico al Teatro Team. Ti ho cercato, ti ho aspettato, ti ho aspettato, ti ho trovato il cuore le parole che sai dire solo. Dietro le Quinte Talk e siamo felici di iniziare questa puntata con i protagonisti dei Promessi Sposi. Accidenti! Un applauso. Benissimo, sono qui, risponderanno a tutte le vostre domande e abbiamo 12 minuti di tempo. Prego, allora Lucia, prego, spapoliamoci lungo i gruppi, venite pure con me. Ecco qui il vostro gruppo che tra poco inizierà ad interrogarvi. Donna Abbondio direttamente lì e iniziamo con parlare del processo creativo del personaggio. Qual è il filo sottile che c'è tra attore e personaggio? Sentiamo un po' la domanda che ha preparato Stefania. Stefania per Lucia. Come ha lavorato nella costruzione del suo personaggio? Intanto ho dovuto rileggerlo, c'è stata, insomma, serve parecchia pazienza per andare un attimo a ritroso nel tempo e poi dopo chiaramente si parte dal copione insomma, scritto da Guardì. Il lavoro anche sulla musica è fondamentale perché è inscindibile visto che la riduzione è su musica. E poi tutto questo, una volta lavorato per 15 giorni bene sulla partitura, quindi capire un pochino tutti i segreti a livello vocale tecnico, si mette in piedi e si inizia a costruire quadro per quadro fino ad arrivare alla fine. E devo dire, diciamo, il processo di lavoro è durato 3 mesi. Quindi è abbastanza complesso. Poi abbiamo una domanda per Fra Cristoforo, vieni pure qui, la tua ammiratrice è Rosy a cui è piaciuto moltissimo lo spettacolo, però ha una curiosità particolare. Sì. Io volevo sapere se lei ha qualche rimpianto nella sua carriera. No, rimpianti no, assolutamente no. Fatto sempre dei personaggi perché? Cioè un rimpianto sì, forse ce l'ho, quello di non aver interpretato ancora qualche ruolo da cattivo assassino che non sia un personaggio di chiesa, perché sono stato Frollo, poi Fra Cristoforo, il cardinale, sempre personaggio di chiesa. Comunque mi trovo benissimo nei miei personaggi, li ho studiati tanto e li sento molto miei. Allora ci auguriamo in un prossimo ruolo da cattivo. Adesso passiamo invece a Benedetta. Benedetta che ha una domanda, qual è la tua curiosità? Voglio sapere se è stato contento del personaggio che le hanno affidato oppure preferiva farne un altro. No, sono stato contentissimo del personaggio, anzi sono doppiamente contento perché io ne faccio 2, faccio Azzeccagarbugli e il Conte Attilio, quindi sono estremamente contento di questo personaggio, visto che poi è la novità di quest'anno, in quanto nella scorsa edizione io interpretavo il ruolo del Griso, quindi per me è stato un passo avanti piacevole. Giovani e possibilità effettiva nel mondo dello spettacolo, ce ne parla Vittoria. Per quanto riguarda i giovani che vogliono intraprendere una carriera di attore, che possibilità offre il teatro? Beh, allora il teatro rimane la scuola di base per tutto, qualunque cosa tu voglia fare, cinema, televisione, fiction, la base rimane il teatro. Tutti quanti, insomma, si comincia di solito lavorando nei piccoli gruppi, trovando dei laboratori probabilmente nelle proprie città dove cominciare a fare esercizio. Poi possibilmente le accademie, perché comunque serve una struttura, serve una preparazione, serve una consuetudine, una quotidianità del lavoro, tanto lavoro su se stessi, tanta lettura del teatro, comunque tanta visione del teatro, tanta visione del cinema e diventano tutti strumenti, tutte sensazioni che poi servono quando vai in scena. Per i giovani è importante, i giovani hanno fame di teatro, hanno voglia di farlo. Però è anche vero che con un tour così lungo è molto difficile mantenere l'attenzione in scena. Il teatro è superato dalla TV, certo in teatro c'è l'attore in presenza e a questo proposito c'è Giulia che vuole porre una domanda ad Agnese. Allora, per una compagnia teatrale di grande successo come la vostra, com'è possibile recitare con così tanto entusiasmo ed energia ogni sera? Allora, c'hai mezz'ora? eccola qui, ce n'è tanta di energia perché c'è tanta passione.
perché questo è un cast molto affiatato, è un cast di professionisti veramente di alto livello, lo dico senza tema di smentita, che fanno questo lavoro però con veramente la passione primordiale, quella di poter trasmettere delle emozioni, di raccontare una storia con tutto il proprio talento, con tutta la propria preparazione, con tutta la propria capacità comunicativa in modo da affabulare. Quindi ci piace raccontare delle storie, ci piace vedere la reazione o immaginarcela anche solo immaginare quello che succederà poi nei cuori, nelle menti per aver raccontato con le nostre voci, con i nostri volti, col nostro affiatamento una favola, una storia, un romanzo, un mito. E adesso passiamo invece ad Ania. Ania aveva una domanda particolare sul personaggio. Vieni pure qui, Ania, c'è qui il tuo attore preferito. Allora, la curiosità in effetti è relativa a che cosa? La mia domanda sarebbe: quanto può l'aspetto di un attore influenzare la scelta da parte del regista dell'attore che deve interpretare quel personaggio? Certo, tu devi immaginare che quando vengono fatte le audizioni il regista ha già più o meno in mente la fisicità del personaggio che sta cercando, no? Diciamo che nel momento che quando tu entri nella stanzetta dove viene effettuata l'audizione, se già superi a livello fisico quello che il regista sta cercando, è già un buon 30-40%. Poi naturalmente devi anche avere il registro vocale che ricopre il ruolo del personaggio scritto dall'autore musicale, e poi anche tutta una parte attoriale che è una drammaturgia che il regista sta cercando. È un lavoro abbastanza a 360 gradi. Quindi puoi anche essere adatto a livello di fisionomia, però è un buon primo passo, ma c'è ancora molto altro da fare. E adesso una domanda più specifica, perché c'è un insegnante che ha una curiosità particolare. Mi piacerebbe sapere un personaggio che lei vorrebbe interpretare e che le manca. Oh, nel mio caso, proprio per collegarmi alla domanda, intanto piacere, ciao, che ha fatto prima la ragazza, mi piacerebbe fare il ruolo di una femme fatale, non mi è ancora capitato, un po' per la vocalità, un po' per la mia fisicità, ho sempre ruoli un po' drammatici, della mamma, della balia, e quindi mi piacerebbe fare la chantosa, per una volta, questo mi manca. La apprezzeremo senz'altro nella chantosa. E adesso passiamo invece a un argomento che qui è molto attuale, perché parleremo di teatro e giovani. In effetti i giovani come vedono il teatro oggi? Da spettatori ma anche da protagonisti. Il giovane che vuole fare l'attore pensa più alla cinepresa oppure al teatro? Com'è possibile rendere credibile un personaggio? Beh, c'è un lavoro che è molto importante, diciamo che è un po' diverso fra teatro e cinema. Di base è riuscire a trovare quali sono le caratteristiche fondamentali di un personaggio, quindi quelle psicologiche, quelle fisiche, e in qualche modo facendosi attraversare da queste cose qui, mettersele addosso, esattamente come se fosse un costume o un vestito, e quindi cercare di ripercorrere quei percorsi anche mentali, tutto quello che ha a che fare proprio con la psicologia, lo spirito del personaggio, l'essenza del personaggio. Ovviamente io e te faremo lo stesso personaggio in maniera diversa, anche diretti dallo stesso regista, perché diciamo, la nostra storia personale, il nostro modo di percepire il mondo è diverso, però diciamo, la base è esattamente quella lì. Per questo oggi, per farti un esempio cinematografico, vediamo la differenza fra il Joker di Heath Ledger piuttosto che quello di Jack Nicholson. Si è visto lo spettacolo e adesso nascono le curiosità sulla messa in scena. Questa è una versione ridotta del copione originale dei Promessi Sposi, quindi mi domandavo cosa funziona meglio sulla scena, qual è la vostra scelta? Beh, allora, diciamo che la scelta non è nostra, la scelta ovviamente è di Michele Guardì. Il romanzo c'è tutto. In realtà il romanzo c'è tutto, anche nella nostra messa in scena. Ovviamente si fanno delle scelte che sono inerenti anche a una tempistica che è quella teatrale, si fanno delle scelte anche perché comunque ovviamente portando un romanzo, facendolo diventare un musical, tutte quelle parti che sono descrittive vengono raccontate in qualche modo, vengono riassunte attraverso una nota, una scelta di scenografia, e quindi in realtà è una
riduzione, insomma, non è in realtà una riduzione, è quello che diventa attraverso lo strumento di lettura. Sarebbe diverso se fosse un film, sarebbe diverso se fosse una serie di dipinti piuttosto che una graphic novel. E adesso ci sono le ammiratrici di Don Abbondio e per questo abbiamo Deborah che ha visto lo spettacolo, però ha una curiosità in particolare. Guardando il musical ho riscontrato che non è completamente fedele al romanzo. È voluto? E se sì, c'è per esempio la scena di Don Abbondio e dei Bravi, la immaginavo più cupa. È una scelta di regia particolare? È senza dubbio una visione che ha avuto Michele Guardì di questo personaggio in particolare. Ha caratterizzato Don Abbondio, secondo me, forse proprio nel pensiero popolare di questo personaggio. Tutti lo ricordano sempre un pochettino buffo e quindi ha accentuato questa caratteristica per essere più immediato forse diciamo al pubblico. Don Abbondio è molto simpatico. E adesso un'altra curiosità, sempre a proposito dello script teatrale. Guardando il musical ho notato che la scena del dialogo tra Renzo e Don Abbondio è accorpata a quella in cui Lucia si prepara al matrimonio. Come mai questa scelta? Ma diciamo è sempre un discorso di sintesi, quindi il motivo è quello di sintetizzare in maniera diciamo concreta per avere uno spettacolo fluido. Durerebbe troppo lo spettacolo se noi mettessimo la cronologia esatta del romanzo nello spettacolo. Certo, per acquisire più ritmo. E adesso c'è l'ultima domanda da parte di Ludovica, che è un'ammiratrice di Lucia. Andiamo nel gruppo di Lucia perché c'è una domanda da parte di Ludovica. Prego Ludovica. Per fare musical bisogna essere degli ottimi cantanti e degli ottimi attori. Ma io sono convinta che se si riesce a fare un po' di entrambe le cose è la formula perfetta. Poi è chiaro, il talento a volte può essere spiccato in un senso piuttosto che nell'altro. Però tutte e due le cose secondo me sono importanti, perché si è a servizio comunque di una storia, non di se stessi. E quindi bisogna avere tutti i codici per poterla raccontare. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordo che il musical I Promessi Sposi, opera moderna, è in tour in tutta Italia. La regia è di Guardì, le musiche di Pippo Flora. E adesso, come di consueto, foto di gruppo con i nostri artisti.